Oh, Roby, fagli vedere le marionette, fagli vedere le marionette a Simone. Procede, cosa sta succedendo qua? Ah, sì. Vedi. Vedremo cosa succederà in questa postazione con Visargius, Teresino Doc. Anche la tenda. Cosa si sta costruendo qua? Che sono state fatte dove? Al presidio? E questo è il super pilastro che Sandra aveva fatto. Adesso i colori sono scomparsi, però è residuo. Scusi lei. Arrivati, ci abbiamo. Ciao! Toglielo presto! Bene, bene. Ciao. Ciao. Non so che di tempo giochiamo. E dopo Sì. poi giochiamo a scacchi. Brava, oggi giochiamo. Sì, l'ha portata. Dai. Perché c'è fuoco? Questa è Iana? Ciao Iana. Iana. Due colori l'occhio di colore. Innanzi come? Sfogo. Iana. Vieni seda.
Va a vedere invece l'altro. Ci troviamo a Campi d'Arte. Oggetti di tutti. Questa è una capanna. Vediamo com'è questa capanna. Sono 4 tronchetti per riposarsi. Svezia. Qui ci saranno gli impianti musicali. Vediamo se è arrivato qualcuno. Qui abbiamo disegno. Lì una testa con le corna. Benvenuti a Campi d'Arte. Primo palco. E voilà. E si prosegue. Qui abbiamo gli spazi dedicati alla seduta. L'albero di Natale. Il bar. C'è il biliardino. E io Chicchio, vieni che c'è il biliardino. E qui ci sono un sacco di tavole, si mangia. E qui invece il primo palco, mi sa. Ciao. Ehi, arrivara. Tutto bene? Sta bene. Carlo. Qui abbiamo la cucina. Comunque, differenti casi di porta pulita lo lasci pulito. Esatto. Comunque, hai a che fare niente, parlando di non ricordo, l'Egitto non li ha comprati io, per una cosa io. Ah, ok. Loro stanno preparando i cartelloni. Ci sei su?
Cos'è questo evento Terra di Sardegna? Questo evento della di Sardegna è un concetto solidale che servirà per sensibilizzare la popolazione sarda a riunirsi e a esserci soprattutto. Questo momento in cui l'economia ci vuole imporre una distruzione della Sardegna. Bisogna decidere solamente a loro. Mi sa che la cosa non va bene. Niente. Grazie Per cui, Alessio. usiamo la musica come veicolo e comunicazione primaria per riuscire a coinvolgere tutti quanti. Grazie, grazie. È fatta. Quanto tempo oggi? Questa è per le offerte? Terry è arrivata. En tu cinde. Ed ecco l'opera che era stata fatta da Claudio Lalai e Company. Wow. Intervistiamo la giocatrice di scacchi più famosa del presidio. Che giornata c'è in questo posto a Campi d'Arte oggi? Ma non lo fai vedere a nessuno, vero? Ma guarda, siamo in diretta, è un ricordo come? Ma non è... Se sì. poi dico qualche cavolata la sentono tutti e non si può cancellare. Ok, prego. Che giornata ti aspetti oggi? Molto divertente. Non lo so, mi viene di imbarazzo con la telecamera. Certo. Va bene, va bene. Bello. Ecco Terry che si sta dirigendo verso la pala. Qui scoprirò tanti artisti nuovi. Giocherò a scacchi con Ali Sì, e perderò. non è detto. È scritto. Il destino. Ancora è presto. E tanto altro. Grazie. Invece qui abbiamo Giusy. Qui abbiamo tavolo in arrivo per gli scacchi. Dobbiamo procurare il tavolo, davvero. Sì. Ma davvero siamo in diretta? YouTube. Vabbè. E c'è qualcuno che la sta guardando? No, Ah, ok. bisogna invitare. Ti posso mandare il link di così incomincia a partire. Ah, ecco. Che bello questa cosa. Sì. Si fanno degli eventi artistici a tutti i livelli, sono i campi arte, campi dell'arte. Quando un giorno sarò una qui a cantare. Mio fratello è scomparso. Adesso invece ci dirigiamo nella capanna. Che capanna è? Non lo so. Cosa sono quelle canne che emergono, le piume
della testa, dell'indiano che c'è lì in fondo. Eccolo, è arrivato. Oddio. Bello. Ci sono quelle sedie. È accogliente. Bello, c'è anche guarda io. Una specie di? No, non è un muflone, però. Ma cosa vogliamo fare? Vogliamo fare il giro delle opere? Ce Dai, l'abbiamo la volontà. Ah, sì. Ecco, Terry sta preparando la situazione. Non so di chi è Eleonora. Un casolino. Ecco l'evento culminante, il cagnolino. Già. Ma io l'ho soprannominato indiano, perché cos'è questa faccia? Che cos'è? Cosa ti rappresenta? Oddio. Non lo so. È un'indiana poi, più... Non è molto. È una sarda. Allora, lì c'è il buffalo, il Bello, lottatore il buffalo. nuragico. Invece lì sopra c'è un menhir, Lì. quello lì che cos'è? Andiamo. Ci andiamo? Ah, bene. Andiamo a scoprirlo. Ci vorrà un po'? Non importa, noi siamo disposti. Magari, oh, te lo immagini che si può salire? E come faccio? Questa invece chi è? Questa invece chi è? Come la chiamiamo? Giovanni. Ce l'ha la faccia da Giovanni. Ah, è qui. Stanza Margherita, hai visto? Non si può entrare. Certo. Let's go. Andiamo. Per dipingere. Ci stiamo dirigendo. In questa postazione naturalistica. Altolocata, lì magari c'è un passaggio segreto. Possiamo salire e vedere il mondo dall'alto. Poi voglio fare la foto di Buffalo. Buffado. Esatto. È ancora presto. Ah. Ma quella è Ussana, se non sbaglio. Beh, secondo me sì. Altrimenti non avrebbe senso. Cosa facevo? Non ci dà. Il nostro amico. Ma non serve molto imparato. Oppure no. Anche i bufali hanno le labbra. Non ma no. Non ci serve. Wow!
Passiamo da qua. Con le strutture dei campi d'arte lì di fronte a noi. Ah no, non si può fare. Sembrava tutto. Ci si può arrampicare. No, molto bello comunque. Grazie per questa visita guidata. Certo. Chi l'ha intrecciato questo? Peccato che non si possa entrare. Vabbè, era gusto, però io ci non so. Adesso per tornare indietro passeremo dalle montagne. Sì, grazie. Dalle grandissime montagne. E visto che ci siamo cerchiamo anche funghi. No, io non so riconoscere. Non mi ha fatto un po'. Dopo 2000 potremmo cadere. Oltrepasseremo questa vallata. Sì, ma guarda, io voglio andare a fare. Sì, sì, sì. Tu sei la mia guida. Sai che cosa non so? Dai. E dove? Ah. E che livello fai? Non lo so, non c'è un Ci sono. Ci sono sono. molto forte. Quanto tempo lo fai? Un anno. Ah. Adesso come succede nei miei film, c'è una strada e rimaniamo sepolti. No dai. Ma sto proprio sussurrando. Ma qui vediamo. Qua ragazzi è Qui c'è. Questo è una figata. Qui fa farci spettacoli da paura. Questo è vero. anfiteatro naturale. Ci sono i gradoni già pronti. Nella scalata. Vuoi scalare? Ti tengo la borsa. Grazie. Non c'è molto da scalare qua, ma. Oh no, la mia testa. No, non va bene. No. Non è proprio da scalare. Ah, sì, sì, sì. No, vabbè, dai, si può fare tranquillamente, anche prima che sono scherzo. Ma che? Ma quando mai? Già il farlo sei bravissimo. Già fatto. Ecco che Anna ha scalato l'impossibile. Assurdo. Assurdo. Però bello.
Anch'io dovrò scalare. Nel Robby, bravo, bravo. Aiuto. Fine prima parte. Effettivamente l'ho fatto io. Ma Roberto Motti Boh. Allora, è ripartita, ma l'avrà fatta l'altra parte? Allora, adesso bisogna che io la fermo. Allora, dobbiamo Sì, l'abbiamo vista da lì. Ma io la fermerei invece. Se